Un'onda gialla, quella che ha invaso Parma, 20.000 gli agricoltori che si sono riversati da tutta Italia, sventolando le bandiere della Coldiretti per raggiungere in corteo la sede dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare. 3.000 gli agricoltori veneti, 500 quelli arrivati dalla provincia di Padova. Una protesta nata da una precisa richiesta sui cibi cellulari. Chiediamo che venga rispettato il principio di precauzione, chiediamo che vengano eseguiti adeguati studi medici scientifici che possano garantire la sicurezza alimentare anche nei confronti dei nostri cittadini. Ma non chiediamo questo solo, chiediamo anche garanzia del reddito, chiediamo l'etichettatura obbligatoria all'origine, chiediamo il principio di reciprocità. Facciamo luce, lo slogan della manifestazione che ha portato al centro della discussione la qualità del cibo che arriva sulle tavole degli italiani. Nel dibattito sui cibi creati in laboratorio nessuna intenzione di opporsi al progresso, spiegano gli agricoltori, ma la richiesta all'Unione Europea di un maggiore rigore scientifico nella valutazione dei nuovi alimenti a tutela dei cittadini consumatori.